Partiamo subito dalle cose positive che sono i 3 punti per la Coppa. Sì, assolutamente sì, risultato positivo, in parte anche la prestazione, comunque hanno avuto un ottimo atteggiamento e peccato per i minuti finali, però insomma sono soddisfatto. E peccato anche per i 2 gol, insomma, ti abbiamo visto un pochino... perché dispiace, insomma, prendere. Ma è un peccato prendere gol, ma io non conta tanto che sono arrabbiato io, il problema è se non sono arrabbiati loro, dopo aver fatto un campionato dove subisci pochi gol, fai una partita tutto sommato gestibile, ne subisci 2, è un peccato, quindi io mi auguro che si siano resi conto che non possiamo abbassare la tensione, perché gestire le partite è una cosa, abbassare la tensione è un'altra, però tutto serve. Ecco, parliamo della gestione della partita, perché in effetti c'è stato sia nel primo tempo che nel secondo tempo ci sono stati dei momenti in cui non è che non si giocava, però sembrava che si prendesse tempo. Ma sì, probabilmente il caldo anche ha influito tanto, quindi a differenza di qualche tempo fa non è facile tenere ritmi altissimi, soprattutto con 30 gradi. In questo momento della stagione soprattutto. Però va bene, l'importante adesso è affrontare una settimana nella quale ci prepariamo bene per un'altra finale, che è la cosa che conta di più. E poi c'è un capocannoniere che insomma ha fatto 30 gol stagionali e la stagione non è ancora finita. Ma sì, ma insomma Kevin ha fatto un grandissimo campionato, mi auguro per lui che possa avere la possibilità di fare ancora gol, perché se lo merita per tutto quello che ha fatto, per come è partito, per la crescita che ha avuto. È chiaro che è stato aiutato molto dai compagni e quindi è una soddisfazione, per lui è una soddisfazione e anche per noi che abbiamo avuto la possibilità di allenarlo e farlo crescere. Forse c'è una difficoltà che possiamo dire atletica, nel senso che arrivati a questo punto della stagione sono tante partite e la preparazione, come hai sempre detto, non è stata fatta fondamentalmente perché le 2 settimane famose in cui i ragazzi sono stati reclutati non sono poi servite per fare la preparazione. Diciamo che se si sta in campo così non dico un miracolo, però c'è un lavoro sotto importante dal punto di vista atletico. Sì, però io comunque considero sempre la testa la cosa più importante. Nel momento in cui gira la testa girano anche le gambe. Poi il primo segnale di stanchezza sono ovviamente i crampi. Quindi ricordo solamente Motta nella partita d'andata contro il Verona United che abbia avuto crampi. Poi non ho più ricordi e perciò questo è un segnale che comunque loro in settimana si allenano bene, tanto. E poi è chiaro che si abbassano i ritmi con queste temperature e nel finale di stagione, quella è una cosa che bisogna gestire, però dal punto di vista fisico quando gira la testa girano anche le gambe. L'hai anticipata tu, ti faccio l'ultima domanda che è sul Baldo, cioè il 22, domenica 22 ore 16:30 c'è una partita che è molto importante per questi ragazzi, per te e per tutto il club. Sì, è importante perché è una finale e quindi se dovesse andare come vogliamo e come ci prepareremo è un altro trofeo importante. Il Baldo l'abbiamo visto, siamo andati a vederlo e quindi probabilmente lo vedremo anche domani e quindi ci prepareremo al meglio come abbiamo preparato le altre partite, sapendo di avere di fronte una squadra forte, su quello non c'è alcun dubbio. C'è una fortuna che questi ragazzi hanno, forse non se ne rendono conto, vengono allenati da un signore che ha avuto una carriera calcistica importante alle spalle, che ha calcato campi importantissimi. Quanto stai dando tu, secondo te, rispetto alla loro non solo preparazione calcistica, ma anche alla preparazione di testa, che è quello a cui fai sempre riferimento tu? Ma quanto sto dando? Sicuramente il massimo, ma sono stati bravi loro ad adattarsi al modo di lavorare che si usa probabilmente non in queste categorie, quindi io sono stato fortunato perché comunque per come siamo partiti, come hai detto, mi hanno dato la possibilità di festeggiare e di conseguenza tutte le persone che sono con me, alla società, ai tifosi, quindi più che altro sono io quello che ha avuto fortuna nell'allenare giocatori del genere che sono stati bravi a calarsi subito in una mentalità diversa, a sopportare dei ritmi diversi, delle pressioni diverse, perché comunque mi rendo conto che sono un po' pesantino, però alla fine se questi sono i risultati e se abbiamo la fortuna poi di andare avanti e vincere le altre 2 competizioni, è chiaro che ogni sacrificio da parte loro ha portato il massimo dei risultati ed è la cosa che ci ricorderemo tutti. Sei felice di questa avventura? Ma io ero felice nel momento in cui sono partito e oggi lo sono ancora di più, perché io ogni volta che finisco qui e torno a casa dalla mia famiglia
ho il sorriso, e questa è la cosa che conta di più. Non avere rimpianti nel fare le scelte credo che sia la base di tutte le cose. Grazie.